Che te ne da guardare? Non vai a giocare con amici tuoi? Mi sembra attaccata a mia, come una femminetta. Ma diventaste femmina? Rosetta, che sta facendo bella mamma? Tu spicciati bella mamma. Ancora a casa? Te pigliati ste mele accattato un gelato. E pigliati ste mele lì. Ciao, Luciano. Ciao, Rosetta.
Io sono un parente della bambina, scusate! Niente, stai tranquilla, è tutto finito. Cosa le succede? Non c'è Criaco, non c'è ancora, il treno sta partendo, che faccio io? Gliel'avete scritto bello grosso, sì, dov'è il binario, tutto, sì. Quello lì è capace di salire sul treno sbagliato, Sono tranquilli, sono seduti, sì, sì. Ma sono qua vicino, li vedo, sono qua vicino. Ma non lo so, è giovedì oggi, no? Non fa quei corsi, quella scuola serale, Può darsi che abbia fatto tanto... Mignani! È arrivato, niente, grazie. Criaco, te venisse un po' di bene. Oh, me l'ho scordato il libro. Sì, ti hai scordato il libro. E magari in treno studi un po'. Su, entri. E beh, avevo calcolato tutto. Io non ho capito che ti sei cambiato affare. Regolamento. I minori si spaventano se vedono la divisa, no? Anzi, è meglio se ti cambi anche te. Magari anche la faccia. Perché non li hanno dati un assistente sociale? E che ne so? Le cose che non sbrigano gli altri si fanno fare ai carabinieri. Quanti ne ha la bambina? 11 anni? Sì, 11. C'era la zoccola già da 2 anni. Ma che anche il profumo del regolamento? Ti devo chiedere un favore. Beh, Sei un amico? collega. Io ho un'altra cosa da fare, è urgente. I bambini a Civitavecchia ce li porti tu. Io scendo a Bologna. Tu sei scemo. Allora hai capito, domani mattina quando arrivi a Civitavecchia ti lasci all'istituto, poi mi dai una telefonata al numero che ti ho dato, mi raccomando non perderlo. Se non mi trovi a quel numero, lascia detto quando arrivi, poi ci troviamo qui alla stazione vicino alla lapide. Quale lapide? Quella della bomba. Senti, ma tu sei sicuro Stai che... tranquillo, non succede niente. Piuttosto fatti una bella dormita, vai dentro, riposati, fai buon viaggio e togliti la divisa, Criaco, togliti la divisa. Sei un amico, ti ringrazio. Mi raccomando, telefona, Ciao! Buon viaggio, ciao!
Ho preso i panini anche per voi. Ne hai fame? Che c'è dentro? Salame e formaggio. Non mi piace. Era meglio se prendevo una bottiglia d'acqua. Dove è andato l'altro poliziotto? Vi siete litigati? Non è un poliziotto. È un carabiniere. È uguale. Non è uguale. La tieni lì la pistola? Oh, ma che ti interessa? Cerca di dormire, va, che è meglio. Sono arrivati. Che non lo vedi? Io ho fame. Allora ora mangi. Io voglio questo con la panna. Un cappuccino e una Coca-Cola. Tu vuoi niente? Oh, sto parlando con te, dove vai? Dove vai? Oh, vai gatto, fratello? Che dove tu che non con mangi? Campa d'aria. Senti, perché non mi devo vedere se vuole qualcosa? Le lire. Il colore era un cappuccino, cornetto, una Coca-Cola, tu mi fai un caffè e un panino. Allora io dovrei andare in questo istituto. Devo sapere se è lontano, ci posso arrivare a piedi. Ricattasci tu questo. Ecco quali soldi. A me mi resti che i soldi li ottenere io.
perché tu sei scemo. È malato. E tu, mettiti qua! Ma che vi salta in testa a voi? Con me dovete stare buoni, avete capito? Buoni! A me queste cose non me le fate! Chi hai adesso? Perché piangi? Mi ho fatto male l'occhio. Ma come ti ha fatto male? Fa vedere. Ma che siete scemi? Dai, non è niente. In istituto ci mettono insieme, nella stessa stanza. Ma che nessuno, dai, sta calma, adesso sta buona, che non è niente. Quello è capace che mi ammazza. Che t'ammazza, dai. Con me dovete stare mansi, io là vi ci devo portare tutti interi, avete capito? Scherzi non me ne dovete fare. Lei cos'è, un parente? Sono il carabiniere che li traduce. Ah, già. Perché non porta la divisa? Qui fanno anche le gite. Voi entrate, bambini, aspettate di là. Lei venga con me. Le ho dato i bambini e i documenti, posso andare, no? Non è così semplice. Venga, venga. Nel sotterraneo, Cato l'ha sistemato nella stanza degli ospiti, è confortevole e a prova di evasione. Ha idea di dove si trovano? Chi siete voi? No, era ancora svenuto quando l'abbiamo portato. E come pensate di riuscire a liberare Mary Jane? C'è la stessa puzza dell'ospedale. Ce la farete? Da quel po' che abbiamo visto non credo. Ti ricordi quando la mamma si è operata d'appendicita? In ogni caso terrò pronte un paio di macchine, spero. Ti ricordi? Scusi, lei è disposta a prendersi la responsabilità? Io no. Ma qui manca pure il certificato medico. Ma come faccio io a mettere la bambina insieme alle altre? Questo lo so perché sono qui da tanti anni, ma non è possibile. La bambina ha bisogno di un'assistenza particolare, di qualcuno che la segua. Non so chi è il responsabile di questo errore, io non c'entro, mi creda. Che vuoi qua? Aspettare con tua sorella. Vai. Aspetta, facciamo una cosa, io adesso telefono ad altri per vedere. Poi credo che qui si sentirebbero spaesate. Ho letto i documenti e sono siciliane, come me del resto. Di sicuro qua i bambini non ci possono restare. Per il bene di tutti, anche loro. La vita va vissuta come un dono. Ci siete? Sì. Da scoprire e da realizzare. Punto. Lasciarsi andare, virgola. Vivere alla giornata, senza un progetto, virgola. Ho visto un pesciolino piccolino e tutto raffreddato, inchinato, il tutto che all'ospedale per i pesci. Posto non ce n'è, cattame, cemento e tutto da buttare, bifumba. Ho visto un pesciolino piccolino
Ma tu sei maschio o femmina? Femmina. Tuo fratello dov'è? Non sono una sua guardiana. Ma che ti stai facendo? Mi sono stufata di stare qua. Quando me la danno la stanza? Mi devo lavare. Ora te la stanno preparando. Da sola? Sì. Sì, gliel'ho detto. Ho pure fame. Un poco di portano in mensa. Io però me ne devo andare. E vai, vai. Poi magari dopo torno a controllare se siete stati buoni. Allora ciao, eh. Non ti fare vedere che fai queste cose. Non li pigliano, hai capito? Ma come chi? I bambini? No, dice che manca un certificato medico, che ne so. No, ma è una scusa perché non vogliono la bambina. Dovrò portarli da un'altra parte. Come che cambia? Se c'eri tu almeno potevamo rivolgerci al comando di compagnia e là si vedeva. Vabbè, ma da solo che faccio? Da una cabina a Civitavecchia. Non so neanche dove andare a dormire. Sì, lo soldi che c'ho, figurati. Senti, no, ascolta. Perché tanto da Bologna non ti viene niente. Prendi un treno e domattina sei qua. Guarda che se succede qualcosa ci vai nei casini tu più di me. Senti, vabbè, fai come cazzo ti pare. Bambini, tutti in classe! Andiamo! In classe! Senza urlare! Andiamo! Tutti in classe? Sì. Andiamo? Sai che imparano qua? La messa è una monaca, una capopezza. Tieni, mettete in tasca, tanto non ci vede. Vabbè, te lo tengo io. Chissà dove ci portano. E che ne so? Basta che ce ne andiamo. E per te quando ci hanno preso? Sì, per me. Che c'entriamo noi? Qui ci stanno gli orfani. Sono qua. Grazie. Allora? Siamo pronti? Andiamo, dai. Tu hai capito? Cioè, dobbiamo andare. Via. Non me l'hanno data la stanza da sola. Mi hanno messo una monaca che russava. Non ho dormito per niente. Anche io ho dormito. Quella è San Pietro, la basilica? Sì. Bene, lo voglio leggere un po'. Ignorante, quello non è San Pietro. No. È più grande, non l'hai mai visto in televisione. Cammina. Dobbiamo prendere un altro treno? Sì. E dove andiamo? Ti devo portare in Sicilia. Sentissi, in Sicilia.
Noi ci siamo nati in Sicilia. Bravo. Perché non me la porti tu la valigia? Siete stanchi? Aspettate qua, Io vado a comprare qualcosa. Oh, date un occhio alle valigie, che qua... Quanto è distante la stazione da qua? Quale stazione? La stazione, quella dei treni. La stazione Termini? Qua dietro, a 2 passi. Senti, dammi 2 aranciate e 2 panini. Vediamo chi mi frega adesso, il bollo rosso che vince questo. Chi mi trova questa e chi mi trova questa qua. Il bollo. Vediamo chi mi frega adesso, Ultimo giro è questo qua, quello che vince 1. Niente, bravo, vediamo. Bravo, questa ha detto questa. Girate tutte e 2 insieme e questa qua quella che vince. Cacciano voglio. Vediamo chi mi frega adesso, va. Ultimo colpo, facciamo, andiamo via lì. Il bollo rosso che vince questo. Chi mi trova questa e chi mi trova questa qua. Vediamo chi mi frega adesso, va. Mangia qualcosa. Ma che c'è un mischio con quello? Che hai i soldi da buttare? Dovrebbero stare in galera. Perché che fanno di male? Peggio dei ladri. Delinquenti. Una perdessero la razza. Non capisci niente tu. Capisci tu, capisci. Muoviti. Veloce. Cammina. Aspetta, ti do una mano, aspetta, lascia. Cammina, dobbiamo prendere il treno. Vieni su, sbrigati. Dobbiamo prendere il treno, ancora non ho fatto i biglietti. Che a me devono capitare. Muoviti, che hai? Oh, aspetta. Aspetta. Che hai? Che ti senti? Che hai? Ti senti male? Ma che ha tuo fratello? Devo vomitare? Male allo stomaco. Ti manca l'aria. Alzati, dai. Dagli questo che gli passa. Che ci faccio con questo? Ma che ha tuo fratello? Che è malato? Ma che ha tuo fratello? Dai, respira. 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 Ecco. Bravo, respira. Forza, adesso prendiamo il treno, partiamo e finisce tutto, eh? Il treno gli fa male. Si deve riposare. Deve dormire. Mannaia! Ma gliel'avete detto voi? Ma me le vogliono dire le cose! Che faccio? Mezzanotte.
tu dici che io devo essere sopra e al di fuori? Scavello Rosetta. Ci ti educano all'istituto. Carabiniere è lì, mio fratello dorme. Ah, Ha un amico fidato. Via sul braccio. Via uomo. E un... vedi, e che ci fai allora? Non sai che si volete mica? State. La grande sente buono. Ma che ti? Asma. Che? Asma. L'asma. Era un buon respirare. E ti hanno portato qua. Qua se non respira è meglio. Io sono tifoso dell'Inter. E l'Inter? Allora ha soffrito. Ehi, tutto a posto? A posto, a posto. Ma che ne fatti voglio una rubata? Poi ti spiego. Io stanotte voglio dormire in dorietto mio, eh? Simpatico. Ma che gli dà fastidio se sto qua? A casa mia tu sei sempre il padrone. Non male che ti ho trovato a te. Tu con questi dove andavo a sbattere? E ora che fai? Che ne so? Qua ci vuole l'assistente sociale, no io. Questo è il lavoro di femmine. Io me ne laverei le mani. Chiama il comando, se la sbrighino loro. Così me ne lego le mani. Che ti piace? Bello, eh? A te la radio tu? L'ho scordata a casa. Ti piace Miranda? Sì. Ti piace Bruce? No. Ramazzotti? E Vasco Rosso, ti piace Vasco Rosso? Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti svegli così. Però di più mi piace a me, Nino D'Angelo. Mamma mia, ma Nino D'Angelo. Sono tue quelle cassette? Me le regalasti? Sì. Vieni della scegliere, vieni. Vieni. Che perdi tempo, cammina, dai. Tanta fretta e ora dobbiamo aspettare. Allora, qua ci sono i panini, l'aranciata e i biscotti. Vuoi mangiare? Vabbè, comunque stanno qua. Non hai mangiato niente oggi. Io devo andare in bagno. Siediti, ci vedo dopo in bagno. Stai là, stai. Mi hai fatto prendere una paura oggi. Lo sai perché hai sofferto? Perché non mangi niente. Tu devi mangiare. Sono sempre malato e resti. E invece se mangi diventi grande e grosso. E poi queste cose non ti succedono più. E poi se trovi quelli più grandi di te che ti rompono le scatole, sai che gli fai? Li sistemi. Gli dai un cazzotto e te li giochi. Mannaggia tua sorella, aspetta là.
Rosetta! 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 Occupate. Fa presto. Hai visto che c'è scritto qui? Oh, è finito. Dai, andiamo. Mi devo lavare i denti. E lavi dopo in treno? Nel treno è bella tutto. Che ti guardi? Questo è il bagno delle femmine e tu non ci puoi stare. Se ti vedono. Se mi vedono chi? Che cosa? Dai, lavati i denti. Hai visto che denti dritti che ho? Prima li avevo torti. Poi mia madre mi ha comprato l'apparecchio e ci è costato più di 1 milione. Adesso tutti quelli che mi vedono, lo sai cosa mi dicono? Che bella bocca che hai. Ma chi te le dice queste cose? Te l'ho dette io? Se invece di pensare a tutte queste fesserie tua madre pensava al bene tuo, ora non stai qua. Dove vai? Ma stavo aspetta dall'altra parte, dai. Ma che è? Ma che cosa fa? Lasciami stare! Ma che sei? Perché sei messa male? Ascolta. Sta buona. Sta buona. Ora, devo stare buona. Adesso andiamo nella sala d'aspetto dove c'è tuo fratello. Prendiamo il treno. Guarda che tutto, hai ti capito? Sta buona. Ma non mi mettere le mani addosso! Dai, sveglio, su. Sta arrivando il treno. Com'è? Ti sei calmata ora? Quando arriviamo, a quelli dell'istituto gli dico io quello che mi hai fatto. Che t'ho fatto? Lo so io. Che sai tu? Gli dico che mi è toccata. Con chi credi di avere a che fare? Cerca di stare buono è meglio per te, capito? Prendimi a schiaffi. Più segni mi fai, peggio per te.
sete? Hai comprata l'acqua? Sì. Dov'è? È finito. Pure i biscotti sono finiti. Non lo so. Se ci sono stanno nella valigia. Posso prenderli? Sì. Tu non li prendi? Ti ho detto che puoi. Quanto ci vuole per arrivare? 4-5 ore ancora. Dobbiamo pure cambiare treno. Dopo finito questo viaggio torni a Milano? Sì. Che viaggio ti hanno fatto fare? Non serve a niente. Se non mi hanno voluto prendere a quell'istituto, neanche a questo mi prendono. A me non mi prendono da nessuna parte. Il locale è chiuso, dovete andare via. C'è una cerimonia. Raffaele, non mi conosci più. Oh, sei tu che sei cresciuto, no io. Di Antonio. Andiamo, mamma. Di là. E la divisa? La divisa è questa. Non ti vedi? Buona tu. Ma come senza avvisare? Oggi è il giorno della tua comunione. Io vedrò Papa Leo, mio fratello. Ciao. Nicola, guarda che c'è. Ti sei fatta la prima comunione? L'hai studiato il catechismo? Ecco la tribuna delle autorità. Ecco l'arrivo Chi ci ha creato? del Ci ha corteo creato Dio. del Presidente della Repubblica. Chi è Dio? Dio è l'essere perfettivo, creatore e Signore del cielo e della terra. Il Capo dello Stato Però l'angelo custode non lo sa.
si trae in rassegna. Tu la prima comunione non te la sei fatta. Quando siamo in collegio io lo dico. Se ne vai all'inferno. Hai visto che è venuto grande? Adesso possiamo ricevere fino a 300 persone. Sposalizio, cresima, battesimo. Senti, ma dove sono questi bambini? Che sono figli di un tuo collega? Qua, sono il collega. Sono i figli del mio maresciallo. Salutate a mia sorella. Quanti anni c'hanno? C'hanno 11 anni lei e 9 anni lui. Poi vi accompagno sopra così vi rinfrescate un pochettino, va bene? Siete già stati in Calabria? No, è la prima volta che vengo. Li ho accompagnati da Milano, li sto portando a casa in Sicilia. Sono stati a trovare il padre, sono stati. Scusate se passiamo dalla cucina, ma purtroppo è l'unico passaggio che c'è. Venite, così la vedi che non la conoscevi, no? Mio fratello, viene da Milano, fa un carabiniere, ave 2 anni che non io. Buongiorno signora, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signora. Carmelo, pure tu qua sei. Aspetta che poi scendo e parliamo. Ora qua otturatevi gli occhi, ci sono tutte cose in mezzo ai piedi. La casa non è finita. Qua sopra non ci faccio salire mai nessuno, mi vergogno. Io che sono un estraneo. Se me lo dicevi prima mi organizzavo. Almeno per loro, per i bambini. Per la figura che ci facciamo. Adesso la signorina che cosa ci racconta a suo papà? Dove l'abbiamo accolta. Che i soldi li abbiamo dovuti spendere tutti per i ristoranti. E qua, vedi, siamo accampati, come gli albanesi. Anzi, peggio. Chi se ammenescia? Però piano piano questa casa diventerà come dico io. E poi costruiamo sopra, così quando ti sposi una casa ce l'hai anche tu. Ora un minuto che vi cerco l'asciugamano, Un mesi. Ma lo sai che mi sono comprati i mobili? Li ho scelti. Ci ho dato un acconto e poi appena finisco di pagarli me li consegnano. Ma un mesi asciugamani. De banna fosse su. Meno male che doveva accompagnare i figli del maresciallo, se no chi ti vedeva a te? Stasera vi fermate qua, no? I bambini possono dormire dal geometra Papaleo. Si è fatto una villa qua vicino se la vedi. Tu puoi andare dalla zia Concetta, mi domanda sempre di te. E la nonna? Che face? Ma che fare a 80 anni? Ne fa nascere pazzi a tutti. Lo sai ora di che cosa si è fissata? Che gli rubiamo i soldi della pensione. Però quando diventano così è meglio che il signore se li piglia. Qua ci sono gli asciugamani così vi rinfrescate, Questo è il bagno. Se vi potete arrangiare. È pulito, Se m'avvertivi. Ancora che ti preoccupi. E te l'ho detto, loro sono di casa, sono. Se avete bisogno mi chiamate. Perché gli hai detto una bugia? Che bugia? Che sono figlia di un maresciallo. I marescialli sono importanti. Come faccio qui si vede tutto? Tu stai tranquilla, io adesso vado e chiudo la porta. Ciao. Che fai? Stai al fresco? Ti riposi?
Mi ha fatto bene a venire qua, no? Ci diamo una lavata, mangiamo qualcosa. Un po' di fame la tieni, eh? Io quasi quasi qua mi ci faccio la casa. La vista è bella. C'è il mare e la montagna. Là dietro c'è il paese mio. Adesso però non ci sta nessuno, sono partiti tutti. Tutti emigrati, oppure hanno costruito qua sulla costa. Quando avevo la tua età qua ci venivo tutti i giorni, a fare il bagno a piedi. Tu sai nuotare? Guarda dove? Senti, io vado. Scendi giù perché mangiamo qualcosa, eh? Nonna? Nonna? Oh, non ti conoscevo, ma sono stanca, cara, sono stanca. Mi ci abbracci. Sono stanca. Sono venuta in niente, non sento niente, Maria, stanca per davvero. Come stai? Così, stanchezza. Ma come stai qui? Stai lavorando. Facci da bici. Tu ci passa, tanto che non ci manca. Maria, tu ci passa, sai. Come state? Così, questo lavoro che non si regge niente, Non si regge niente, che succede? Fate vedere. Sono stanca pure, non so. Come? Te ci passa, tanto ci passa, No, non sono ci passa. Non mangiavo, che diavolo? Sto mangiando. Sto mangiando. Vabbè, c'è traffico. Però c'è le piante, le cose, le margherite, cose. E che vuoi fare, Antonio? E tu come conti? Come costi buono? E niente, io sono militare. Militare? E quindi c'ho la divisa, ho vestito sempre in nero, sempre. Faccio la vita mia, non sono onesto come mi avete insegnato voi. Sì, bravo. Chi sa meglio cosa? Per Spagna, sì. Quando peggiori? Vabbè, Maria, è sempre a lavorare. Lavoro sempre. Mi piace il lavoro. Fermi un attimino, guardate qua. Bene, fermi ancora, un altro sorrisino bambini, fermi così. Ci siamo? Scatto ancora. Benissimo. Ok, grazie. Allora, com'è che non ti ho mai visto? Io sto a Milano, quindi qua vengo se no 1 o 2 volte l'anno. Però poi prima sono stato a Roma per il corso. Posso andare nel tavolo dei bambini? Ah sì, vai, divertitevi, giocate insieme. Stai con loro, stai. Come sono educati bene sti bambini? Sono i figli del... così giovane? Saresti un bravo padre. Ma non è che sono figli tuoi? Sì. E a Milano ne ho altri 4. Scherzo su queste cose. Un bello giovane come Mattia. E ora mette sistemi. Ma questo pare che alle femmine non ci pensa proprio. E che ne sai? Qualche giorno mi sa che le faccio una sorpresa. Magari sta con una divorziata e quelli là sono figli di lei. Tutto può essere. Ma com'è che te li guardi tanto?
Hai paura che ti scappano? La fai una freccia? Sei stata promossa? Sì, siamo voti alti. E da dove vieni? Vengo da Roma. Ho visitato San Pietro. Ho visto pure il Papa. Ma io quella bambina somiglia a qualcuno, mi pare che la conosco. Mangia. Mangia. Un medico di queste parti, non vi dico il nome perché sennò è capace che lui ce l'arresta poi, ha procurato a mezzo paese pensioni di invalidità, ha aiutato tanta gente. Poi i comunisti sono scesi in piazza gridando che queste erano cose illegali, perché la fame è legale. La legge se ce l'ha rispettata. La legge. Tutte le cose che succedono nei partiti, tutti i partiti, senza distinzione. Madonna, sempre con questa politica. Meglio che me ne vado, va? E poi, i tuoi colleghi, venivano qua un giorno sì, un giorno no, a mettere i sigilli. Abusivismo edilizio. Ma dico io, uno che c'ha un pezzo di terra e si vuole costruire una casa. L'abusivismo edilizio è reato. Ma che ragionamenti sono? Se era per la legge, qua neanche casa nostra c'era. È fortuna che qualcuno ci ha aiutato. Se no, certe cose non mi interessano e non le voglio sapere. Se non li sai certe cose te le dico io. Certo, certo che le sai. È che quando uno fa il suo lavoro, certe cose le vede in un altro modo. La verità è che quando uno se ne va fuori, le cose se le dimentica. Se le dimentica. Vede, questo è mio nipote, questo Antonio. Questa è casa mia, quello vecchio, bisogna andare. Tutte le balleste, questo qua. E questo Antonio quando era piccolino, Gincano, bellissimo, vedi? Questa è la linea della vita. Questa è della fortuna. Questa è del malocchio. Questa è della intelligenza. E questa è dell'amore. No, tu stai qua. Ma perché? Allora sei stata a Milano a trovare il tuo papà? Sapete, mio figlio Marco all'università non ha finito, Sì. non lo sapeva sentire, allora un ragazzo in gamba. Perché il tuo papà fa servizio a Milano. Fare tanto, così, poi mi è venuto di te. Sì. Ecco perché. Infatti, allora tutto là, ho saputo, faceva, voi insomma gli avete voluto bene. E dove abiti? Nel paese con la mamma. Allora i tuoi genitori sono separati? No. Qualsiasi cosa la faccio. È bravo, Ma appena c'è il concorso, ti giuro ultimo deve arrivare. No. E la tua mamma che fa? Fa la maestra. Ma chi ti ha detto di dire queste bugie? Chi sei sicuro? La tua mamma adesso è in carcere. Perdona, perdona. Ecco dove l'avevo vista. Sta sul giornale. Che succede?
Aspetta, che fai? Torna dentro, dai. Che t'ha detto? Quella è una stupido. Non ci fare conto. Quella è casa mia, comando io, dai. La caccio via, la mando via. Dai, ti faccio chiedere scusa. Dai, ti stavi divertendo con le tue amiche. Ora torniamo dentro e gli facciamo vedere che siamo più forti noi. Che non è successo niente. Ma questi qui non li consideriamo neanche. Andiamocene da qua. Portaci via. Portaci via. Ma quando arriviamo? Ah, parli. Allora la voce la tieni. Quando arriviamo? Quando è ora. Tu, la mia sorella ti fa imbrogliare. Quella se vuole si mette a piangere e frega a tutti. Meglio che stai zitto, va? Ma perché tu non piangi mai? E che tengo a fare? Non ho fatto niente. Ma ancora Rosetta ha fatto niente. Che c'entrate voi? Siete dei bambini. Tuo padre dove sta? Bravo lui. Se viene figli e sparisce. Tu l'hai conosciuto? Quando ero piccolo stava con noi. Ma se n'è andato. Quando faccio 15 anni la vado a trovare. Così andiamo in giro. E tua sorella? Che me ne fotte? Ma che c'hai in testa? Vi dovete volere bene. Ci devi badare tu a tua sorella, se no chi vi aiuta? Entrate. Entrate. Volete la sveglia una mattina? No, va bene così, buonanotte, grazie. Buonanotte. Vabbè dai, sistematevi. Non ce la fate più.
Qui c'è l'acqua per la notte. Viene sempre sete. Magari aprite un po', c'è puzza di chiuso, così cambia l'aria. Vabbè, io dormo qua, eh? Buonanotte. Bello sto posto, eh? Apri. Perché non vai a dormire che sei stanca? Non ti preoccupare, non scappo. Quelli dell'istituto lo sanno. Che cosa? Non hanno visto il giornale. No, magari no. Mio fratello l'ha visto. E come? L'ho strappato. Adesso dove sta quello? Carcere? Certo che sta in carcere. Chi era? Un amico di tua madre? Diceva sempre che ero sporca. Ma non è vero. Io mi lavo sempre. Mi voleva lavare lui. Un'altra volta. Per forza. Basta. Non ti devi preoccupare più. Non lo vedi più quello, sta sicura. E alla mamma? Che gli fanno? Per intanto c'è il processo. Poi si vede. Magari le danno poco. Oppure la rilasciano. Io mi sogno sempre che muore. Perché non mi fai scappare? Ma che dici? Tu fai finta che dormi. E io me ne vado. Dove vai? Che ne so. In qualche posto.
Meglio che sto sola. Proprio questo ci manca. E poi io che faccio? Tu sei un carabiniere. Te non ti fanno niente. Riposati, dai. Va a dormire, che è meglio. Mattina partiamo presto. Vai. Io c'ho sete, voi? Volete bere qualcosa? Un'aranciata la vuoi? Una limonata, un chinotto? Io mi prendo dell'acqua fresca. Ma va che vi prendo, dai. Le patatine. Le patatine. Vicino così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. I maschi disegnati sui metri confondono le linee di nero nelle vetrine dietro ai bistrò. Carezza della notte quasi amore, i maschi innamorati dentro si chiamano dai muri di città, dalle vetrine. Quella scappa sempre. Devi chiamare. Senti, portaci questo. Adesso vengo pure io, dai. Ci fermiamo 10 minuti. Te lo dico io, vai. Vai. Sotto la giacca cosa avrai di più? Quando passerà, il cuore si scatena. Me ne dai 2 patatine? Ma dove va? Lasciamola tranquilla. Stanotte non ha dormito.
Io manco dormire. Com'è? Non ti sentivi bene? C'era lei che piangeva. L'aria è buona qua. L'aria di mare fa bene all'asma. Respira. Fa un bel respiro forte. Nell'istituto dove mi porti c'è il mare vicino. Quest'estate chissà come ti diverti. Chissà i bagni che ti fai. In Spagna. Che dici? Non so nuotare. Forza, dai! Dai, forza! Batti! Dai! Vai, ecco! Dai, vai! Bene così, dai, ora ti lascio. Vai tranquillo, tranquillo, dai, vai! Aspetta. Tu batti i piedi e guarda che ti riscaldi, vai! Forza! Batti, batti! Batti forte, che sei un... Batti! Una nuotata anche se non sai nuotare. Dai, stai sei pronto? Allora, c'è un carabiniere che sta davanti a un albergo e guarda sempre un balcone e passano i minuti, passano le ore, passa la giornata intera. A un certo punto si avvicina un signore e gli chiede: scusi lei, ma che cosa sta guardando qui davanti a questo albergo? Che cosa sta a fare? E il carabiniere è serio. A me il maresciallo mi ha detto: fissami una stanza al Grand Hotel. Capito? Fissami una stanza al Grand Hotel. Fissami una stanza al Grand Hotel. Hai capito? Allora, senti questa. C'è sempre lo stesso carabiniere che va in banca questa volta. E niente, vuole depositare dei soldi. Allora va lì all'impiegato e gli dice: io vorrei depositare dei soldi. E l'impiegato lo guarda e gli dice: va bene, faccia la distinta. E il carabiniere: buongiorno, senta, io vorrei depositare dei soldi. Che sta? Ma che cos'è la distinta?
Come non lo sai? Che cosa arrivi allora? Aspetta. Cielo grigio su, cielo grigio su, foglie gialle su. Rosetta! Rosetta! Cerco un po' di vento. Dai, ehi! Dove Vedi che mangiamo? Ma che fai? Io voglio una cotoletta. Sì, la cotoletta. Qua si mangia pesce. Ma dà un poco di vino. No, sei piccolo. Dai, un poco, mi schietta con l'acqua. Poco però. Ma io con queste mani vieni a tavola. Che c'hai? Certo. No, scusa. No. Pardon. Excusez-moi. Grazie. Hai visto? Mi fai fare un Che sono americani? Non l'hai sentito come parlano? Sono francesi. Io so una cosa francese. Sai. Oui, je suis Catherine Deneuve. Vatti a lavare le mani, dai. Vai. Merci, peut-être dans le 5 avec le cerco un po' di vento, un po' di blu, dove il blu non c'è, dove il blu non c'è. Se lei non mi aspettasse, so che mai direi, so che mai direi. So pure io una barzelletta. Dai, vai. Lo sai perché il bue dà sempre cornate contro i pali? Sempre cornate, sempre cornate. Aspetta. Dai? Dai. Aspetta. Non lo so. Perché si vuole fare la bua. Cioè? Si vuole fare male che è cretino? No. Si vuole fare la bua, la moglie del bue. Ehi ragazzi! Fate ridere? Quando lo portano sto pesce? Ma qui chi paga? Mi ho invitato io e pago io, no? Ma i soldi li esci da tasca tua? Oppure te li rimborso? Te che ti frega? Pago io. Anna che mi dà un bacio. Se ti conoscevo prima a Milano ti portavo in un posto io buono. Dove sta? Vicino a casa mia. Si chiama Burchi. Burghi? E che fanno? Patatine fritte e ketchup? Ci sei stato? È tutto già passato ma è vivo. Però poi magari ci andiamo insieme. Ho troppo da Giuro. dimenticare. La vita non mi basterà. Dai, non stare in acqua che hai mangiato. Antonio! Antonio!
Me la dai l'indirizzo tuo? Vuoi scrivere una cartolina? Dammela ora. No, ora non la puoi leggere. Dammi l'indirizzo. Carabiniere Criaco Antonio, caserma Porta Magenta, Milano. Che scuola ci vuole il foglio il carabiniere? Sì, la scuola c'è, però più che altro è questione di fortuna. Perché non è che li pigliano a tutti. A me piglierebbero. Ma tu sei piccolo. Prima devi diventare grande e coi muscoli. E poi chi te lo fa fare di fare il carabiniere? Ciao. Comment tu t'appelles? Ton nom? Buongiorno. Je voudrais aller visiter les églises avec ma copine. C'est ton père? Ton papa? Antonio. Antonio papa? Pas possible. Il est trop jeune. En voiture. Ah sì, io quella là. Quella lì. Vous pouvez nous emmener maintenant? Maintenant? Aspetti. Qua. Pure io li volevo biondi. Je suis pas blonde. J'avais les cheveux noirs comme toi. Io da grande farò la parrucchiera. Quoi? Io da grande fare capelli. Martine, j'ai tout arrangé, nous emmène en voiture. D'après la tradition, notre nom est fondé par les Sicanes lors de la guerre de Troie. Au 5e siècle avant J.C. Lucchesio, roi des Sicules, dire quoi? Eh bien, bon, commence. Pendant qu'il se prépare à la guerre contre les Grecs, transfert du col de la Mandona au plateau de l'Alberia, installable par les identités de profonde vallée. Tombé aux mains des Grecs, Ehi, che fai? Attento che cadi. Sì, figure. Questo sono abituato. Questa chiesa è stata costruita dopo il terremoto. Hai visto com'è bella? È marocca. Ora vado a vedere le altre cose. Guarda i piedi, la bionda. Sono carine tutte e due. Ti dovresti fidanzare? Addirittura. Poi quelle stasera se ne vanno. Chi le vede più? Ti puoi prendere l'indirizzo. Che ci faccio? Quelle stanno lontano. Stanno a Parigi. Però il mio indirizzo te lo tieni. E come no? A te ti vengo a trovare. E che viene apposta da Milano? Chi lo sa? Magari mi trasferiscono pure. Io quasi quasi da queste parti ci verrei. Così stiamo vicini. Se mi trasferisco in un altro istituto? Oramai ti ho preso in custodia io. Non ci perdiamo più. Da quanti anni ci tengo nell'istituto? Non lo so.
Fino a 15 anni. Forse. 15 anni vengo io a trovarti. Dove stai? Maintenant, regarde le bouton à droite. Destra. Destra, le bouton. Voilà, et tu appuies quand je prends la pause. Vincere sei di qua. Chi mi frega, chi mi frega, chi mi frega una volta, mi frega più, chi mi frega, chi mi frega, chi mi frega. Vai, questa qua. Sbagliato. Vincere sei di coppia. Chi mi frega, chi mi frega, chi mi frega stavolta, mi frega più. Questa sbaglia, questa perde. Chi mi frega, chi mi frega, chi mi frega, chi mi frega, chi mi frega. Chi mi frega più. Oh, al centro. Vai. Ah, giusto. Hai vinto? Giusto. Qu'est-ce que c'est ce jeu? È un gioco, è bello. Devi trovare questa. Questa qua. Questa e questa no. Questa qua. E puoi dire, ecco, è così. Où il a appris tout ça? Puoi giocare, sì. Puoi giocare. Punta dei soldi. Mettiti un poco più... Sì. Ah, te ne faccio male. Mica vuoi, va lì! Va lì! Fermati a me! Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Tomma! Fermalo! Fermo e tiro io, metti giù al coltello. Luciano, fermo, non ti avvicinare. Metti giù. Metti giù! Stavolta ti è andata male. Finisci. È stato bravo Antonio, eh? Quello è tirato fuori il coltello. E lui l'ha fermato così, carabiniere. Franck, tu as froid? Non capisco. Tu as peur? Moi aussi j'ai peur. Chaque fois que je rentre dans un commissariat, même pour un passeport. Encore un échafaudage, n'importe où ici. C'est beau la Sicile, mais ça tombe en ruine. Correte non mi scatene fatte dopo. Ti fottuti che domani, fottiti. Preoccupare che non buttare. Passate lì, passate. Non buttare, non ti preoccupare. Ça va, tu t'es arrangé? Tu sais, il y a autre chose. Le carabinier devait emmener les enfants au collège et il l'a pas fait. Quoi? J'ai pas tout compris, mais il y a une histoire de prostitution enfantine. La petite, c'est une prostituée. Tu te rends compte, elle a que 11 ans, c'est atroce. Te plaisent mes lunettes? Si tu veux, je te les donne. Non, c'est à toi, prends-les. Ciao. 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 Che hanno detto?
Prostituta. Prostituta. Ti piace fare il carabiniere? Sì. È un lavoro sicuro. È meglio di tanti altri lavori che ci stanno in giro. Poi tutti questi altri lavori, dove stanno? Poi è un lavoro utile. E magari puoi fare pure carriera. Sto studiando io. Adesso prendo il diploma. Lascia perdere. La capa che tiene è difficile. Lo sai che cosa ti costa quello che hai fatto? Che ho fatto? Ho arrestato uno scippatore che era armato pure. E l'ho contenuto senza maltrattamenti. Che c'entra lo scippatore? Sto parlando dei bambini. Sequestri di persona. State scherzando? Dammi il tesserino. Lo sai che gli sta dicendo di là, il poliziotto? Che mi vuole tenere lui. Il bambino stava male. Soffre d'asma, non poteva viaggiare. Questo è successo 3 giorni fa. E ieri e oggi che avete fatto? Dove avete dormito? Io ho portato a casa di mia sorella. Sì, fargli mangiare qualcosa. Lavarsi. Ti ho chiesto dove avete dormito. Mi sono fermato in un albergo. Avete dormito tutti in una stanza, pure la bambina. No. Ma cosa pensate? Loro rimessi comodi, da soli. E io stavo nella stanza accanto. Non ho chiuso occhio tutta la notte. E oggi avete fatto i turisti. La bambina stava male. Pure la bambina. E tu non dovevi entrare nell'Arma, dovevi entrare nella Croce Rossa. Insomma, hai fatto di testa tua. No, che io ho pensato che... Tu non devi pensare. Tu devi eseguire gli ordini. E gli ordini stanno scritti qua, belli e chiari. E poi c'è anche il problema del tuo collega imboscato. Devo avvisare il tuo comando. Sbrigati. Perché ci avete messo tanto? Che t'hanno detto?
Ora dove andiamo? All'istituto. Ci porti subito? E quando se no? È notte. Forse è chiuso. Forse non ci fanno entrare. Mi fanno entrare. Mi fanno entrare. Non è sonno. Perché non dormi? Sai che ti hanno detto? La polizia. Non sono cose che ti riguardano. Ci fermiamo 10 minuti. Dormite. È un altro po' che siamo arrivati.
Magari all'istituto c'è il campo dei palloni. Ti pigliano subito a giocare.